Riflettori di Mare Amico puntati non solo sul ponte Acragas, il Petruso, il Re, il Salsetto e lo Spinola, ma anche sul viadotto Maddaluso lungo la strada statale 640 in località Caos. Le condizioni di degrado del cavalcavia negli scorsi giorni erano state segnalate dall'associazione ambientalista al prefetto Dario Caputo. Un degrado superficiale, secondo quanto scrive l'ANAS, che non ne pregiudica la stabilità. E comunque i lavori, sempre secondo quanto annuncia l'ANAS, sono stati già inseriti nella programmazione per interventi di manutenzione straordinaria. Gli interventi saranno avviati a valle dell'aggiudicazione della gara di appalto in accordo quadro, le cui procedure di gara sono in fase di ultimazione per un importo di 30 milioni di euro, iniziando dal viadotto Spinola nel mese di novembre. In particolare per quanto riguarda il viadotto Maddalusa tra Agrigento e Porto Empedocle, l'ultimazione della gara è prevista a metà dicembre. Si precisa che la stabilità dell'opera, ha concluso l'ANAS, è stata verificata dai tecnici strutturisti e che pertanto le condizioni di degrado superficiale non ne pregiudicano la stabilità. Alle dichiarazioni di ANAS giunge il commento dell'Associazione Mare Amico. Lungi da noi l'ipotesi di contestare professionisti esperti di un settore così specialistico. Ci auguriamo di non trovarci innanzi a un caso in cui il degrado è pregiudizievole per la sicurezza. Anche per il viadotto Morandi a Genova dicevano che non appariva compromessa la sicurezza e poi sappiamo tutti com'è finita. In ogni caso, conclude Mare Amico, alla luce delle nostre immagini e del nostro filmato appare molto difficile dichiarare che sia tutto a posto e stare tranquilli.